Se anche oggi sei qui con noi, sicuramente vorrai vivere una delle nostre avventure. Bene, ti accontentiamo. Oggi visiteremo la necropoli di Sos Forrigesos ad Anela. Quindi mi raccomando, ruota il telefono e buona visione. Ci siamo! Perfettissimo. Quello è il costone roccioso dove noi adesso lo affiancheremo per poter visitare le famose Dumute Geno di Sos Forrigesos. Quella però è inaccessibile. Bisogna vedere. Iniziamo già a intravedere il costone trachitico, è alto quasi 20 metri. Delle domus sono 18, almeno quelle conosciute. Ma quello che rende unica questa necropoli è il fatto che abbia un numero elevatissimo, se non la più alta concentrazione di petroglifi e altri elementi decorativi. Già, pensate che solo di petroglifi ne sono stati riscontrati circa 140, un numero da paura. Mari, ti aspetto su! Nel frattempo vi mostro la tomba 6 che purtroppo non riuscirò a vedere essendo inaccessibile. Contiene al suo interno una bellissima protola. Eccola lì su a sinistra. Ora ci avviciniamo alla tomba numero 9, la più famosa, ovvero sia Sadumbe Surre. Eccola qua. In origine aveva una cella d'entrata, poi è stata buttata giù e i nostri avevano pensato di realizzare una stele centinata, a testimonianza che di generazioni in generazioni le genti erano le stesse. Ok, siamo pronti per entrare all'interno della Domus. Finalmente vediamo questa meraviglia. Adesso mi avvio. Notate come hanno realizzato delle pedate per poter salire su, logicamente anche utilizzandole come scolo dell'acqua in caso di pioggia e quant'altro. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Guarda qua. Guarda qua. Guarda. Meraviglia. Questo è un letto sopralzato. No vabbè, questo cos'è? Un albero, un animale stilizzato, sembrerebbe un bue. Ovviamente è completamente pieno di coppelle cerimoniali logicamente. Ma questo elemento è fantastico. Sono tante una a fianco all'altra. Non so cosa simbolizzino, ma è fantastico. Queste scale praticamente ci portano nell'altra sala. E ora vediamo questa meraviglia. Questo è il maggiore raggruppamento di petroglifi mai visto. Vediamo degli zoccoli, degli elementi a forma di ancora.
questa sorta di rotomi quadrati. Ma ne sono strapiene le pareti, è bellissimo. Ecco qui, altri gradini che lateralmente ad ogni cella portano poi ad un letto funerario. Sto guardando il numero di coppelle sul pavimento ed è impressionante, più della precedente. Non oso immaginare se tutte queste coppelle dovevano essere state utilizzate nello stesso momento. Sarebbe risultato un tappeto ornamentale, poi vai a capire se ogni coppella indicava un defunto o che. Ora guardate qui, vi avvicino la telecamera per farvi notare nei dettagli il lavoro degli scalpellini. Eccolo qui, non so se riuscite a vederlo. Che dettagli, ragazzi. Gli elementi continuano ad essere presenti, guardate, sia in una parete che nell'altra, anche qui nell'entrata, qui addirittura nella porta d'ingresso sopra intravedo dei denti di lupo, qualcosa del genere. Qui invece in basso a destra intravedo dei furi abbastanza grigi, non sembrerebbero delle coppelle, e sopra i petroglifi azzurri, eccoli qua. Qui un'altra domus decorata, purtroppo è crollata e si intravedono solo la struttura ricavata in ocra rossa. Per questa tomba altri gradini e dei petroglifi ai suoi lati prima dell'entrata, una a destra e due a sinistra. Eccoli. Ci avviciniamo sempre di più alle tombe del lato sinistro. Vediamo anche queste qui. Allora, non sembrerebbero nulla di che. C'è un letto funerario qui sopra a sinistra e nient'altro. Ok. Ecco un'altra tomba più giù a destra, sembrerebbe sepolta, sicuramente tutta da scavare, come questa nel costone trachitico ce ne potrebbero essere tante. Che c'è? Trovate quella decorata? Visto? E questa è decorata. Visto?
Che bella prottoma è questa? No, vabbè, amore. No, vabbè, amore. Credo che sia spezzata anche questa, sì. Qui c'è una bella parete rocciosa che sembra quasi lavorata addirittura, sì. Ci sono i piccoli buchi, magari realizzati col punteruolo per poter iniziare a lavorare la ruce. Siamo ora al di sopra delle Domus Tejanos, sopra il costone che si affaccia a sud-ovest nel Rio Butule. Rivediamo gli ultimi petroglifi che già conosciamo, posti al di sopra delle altre Domus.